In vista del voto elettorale per il rinnovo amministrativo del Comune di Este, previsto per il 15 e 16 maggio, abbiamo rivolto alcune domande ai candidati sindaci. L'unico a sottrarsi al confronto è stato il candidato natalino Zoggia, mentre hanno accolto la nostra proposta i candidati Alfio Aldrigo, Paola Goisis, Vanni Mengotto, Giancarlo Piva e Paolo Venco. A loro è stato chiesto: Este, come tutta l'Italia, invecchia e la questione diventa un problema sociale. Come intende affrontarlo? C'è bisogno di dare spazio ai giovani che significa sia per quanto riguarda la scuola, intanto dare possibilità di istruzione, perché senza l'istruzione, senza la possibilità di un arricchimento personale e culturale, io credo che non ci sia futuro. E poi c'è anche l'altro settore, cioè non dobbiamo pensare, come fa la sinistra con una falsa demagogia, che tutti debbano andare all'università. Ci sono tanti ragazzi che possono farsi un'ottima vita intraprendendo per esempio gli studi professionali. Noi abbiamo bisogno di tutte quelle attività che oggi così si fa anche fatica a trovare, si fatica a trovare persone che si dedichino a queste attività, e noi abbiamo visto che chi ha intrapreso queste strade si è fatto anche una vita tranquilla, facile, ricca, anche dal punto di vista proprio economico, oltre che di soddisfazioni. Quindi ecco, questo discorso della cultura e dell'istruzione e dopodiché pensare ad una serie di incentivazioni proprio per i giovani, proprio per le famiglie. Questo è un problema naturalmente dell'intera nazione, dei paesi in generale occidentali. Io credo che sia assolutamente indispensabile coinvolgere le persone di una certa età a sentirsi ancora parte della società civile, quindi prima di tutto a partecipare il più possibile alle iniziative, di essere compartecipi, pensiamo all'università popolari, una serie di iniziative, ma che possono essere anche estese ad iniziative a latere, diciamo, di supporto alle attività amministrative, perché oggigiorno la persona anziana, se in buona salute, è chiaro, riesce anche a fornire quell'esperienza, quelle capacità e anche quel tempo libero che magari chi invece è impegnato nello studio, nelle attività produttive non ha. Altra cosa sono le problematiche per quanto riguarda le malattie degenerative, e qui vi sono anche nel nostro territorio, oltre che strutture dedicate, pubblico-private, ma anche associazioni che si dedicano a seguire le persone. Questo è una sfida perché le amministrazioni locali la dovranno affrontare e risolvere con risorse decrescenti. L'invecchiamento della nostra popolazione è diciamo in linea con quella che è la realtà del nostro territorio. Noi vorremmo riuscire a riportare i giovani a Este. I giovani sono usciti da Este perché il mercato della casa della nostra città è un mercato che prevede di avere molti soldi in tasca. Ciò su cui vorremmo investire sono la realizzazione di nuove case di edilizia residenziale pubblica, la creazione di piani di edilizia economico popolare, dei PEP, che consentano quindi di avere anche un modo di vivere all'interno della nostra comunità adeguato alle esigenze di queste famiglie che escono dalla nostra città. I giovani escono da Este perché cercano la possibilità quindi di avere una qualità della vita che nel nostro contesto, come è stato impostato il piano regolatore dalla precedente amministrazione, questo l'hanno trovato poco, l'hanno trovato dovendo spendere molti soldi. Purtroppo si era puntato molto sui condomini, i condomini nella nostra città hanno perso la loro ragion d'essere. Nel capitolo del nostro programma elettorale, nel capitolo della salute, proponiamo la creazione di una struttura che assista 24 ore su 24 appunto gli anziani, ma non solo gli anziani, bensì tutte le persone in difficoltà, quindi in difficoltà sociale o anche con disabilità. Ricordiamo che chi in famiglia ha un anziano, una persona non autosufficiente o un disabile ha una qualità della vita che viene colpita pesantemente. Questa struttura andrebbe ospitata in uno dei molti stabili che attualmente sono sfitti e diciamo vi troverebbero lavoro le giovani professionalità che attualmente appunto non riescono a trovare collocazione del lavoro. Quindi si legherebbe il discorso dell'assistenza con il discorso della creazione di posti di lavoro e di recupero degli stabili. Ahimè, me ne rendo perfettamente conto che rispetto agli anni 50-60, quando 70, quando i figli per famiglia erano molti di più rispetto ad adesso ci sono i problemi economici, ovviamente attanagliano anche la famiglia. Il gioco forza oggi si fanno 0, 1, massimo 2 figli, e la conseguenza è che grazie alla qualità della vita, ai progressi della medicina e al progresso in generale,
gioco forza è aumentata anche l'età media. Il nostro paese però, la nostra città ne è più penalizzata perché mancando il lavoro, gioco forza i ragazzi si devono spostare e spostandosi invece di creare la famiglia all'interno del territorio la devono creare all'esterno. Questo sicuramente non giova il paese, quindi anche qui bisogna creare delle politiche che vanno sulla direzione dell'incentivo, del desiderio, del creare lavoro perché i ragazzi possano rimanere nel nostro paese.